Solitamente andiamo in onda lunedì, ma considerato che il Catania questa settimana, vale a dire ieri, ha giocato proprio contro il Benevento, allora slitta la nostra programmazione, dato che saremo in onda stasera con Corner, la versione estesa. Come sempre in questo segmento della nostra programmazione ci occuperemo delle siciliane, parleremo chiaramente delle squadre principali, formazioni siciliane di calcio, con il Catania, Palermo, Messina e Trapani, un focus particolare sul Trapani dove c'è in questo momento una situazione di grande tensione per la sostituzione del tecnico dopo l'esonero di Torrisi. Cominciamo, andiamo con ordine, allora parleremo di Catania per iniziare la nostra trasmissione di oggi. Come sempre allora ci colleghiamo con Alessandro Vagliasindi. Buon pomeriggio Alessandro. Ben trovati. Grazie, fra poco vengo da te. Vediamo allora il quadro dei risultati della seconda giornata, così il quadro è completo, dopodiché andremo a vedere la classifica per evidenziare come il Catania abbia centrato nella serata di ieri la prima vittoria, la seconda giornata di campionato, 1-0 sul Benevento, e a questo punto vediamo la classifica che si è formata con il Picerno e il Cerignola che sono a 6 punti in testa, poi 4 punti Foggia, Potenza, Giugliano, Catania e Sorrento, 3 per Crotone, Monopoli, Juventus, Next Gen, la Cavese e ancora il Benevento, 2 punti in Latina, 1 punto per Casertana, Taranto, Messina, Avellino, Trapani e poi Altamura e Turris che sono fermi al palo con 0 punti. Questa è la fotografia del campionato per quanto riguarda il Catania. Fra poco poi magari ci occuperemo delle altre 2 siciliane di C, ma intanto partiamo dal Catania. Alessandro, mi pare di poter dire che questa squadra, la squadra che sta nascendo, ha il DNA del suo allenatore, cioè di Mimmo Toscano, per temperamento, per forza fisica, per voglia di stare in campo. Ci sono tante idee, dopo aver visto le 2 partite possiamo dire che è un Catania assolutamente diverso rispetto a quello della passata stagione. Sì, Angelo, lo avevamo anche in qualche modo colto nella partita di Coppa Italia precedente alle uscite in campionato, quella contro il Crotone, dove in una situazione di assoluta emergenza comunque la squadra aveva dimostrato una tempra importante, un carattere che le ha consentito anche in quella circostanza, una situazione oggettivamente molto complicata, di restare in partita e poi di portare la gara ai rigori e vincerla. Quindi è evidente che in profondità c'è questo lavoro di Toscano ma anche del suo staff tecnico, perché è chiaro che i collaboratori di Toscano seguono i dettami del tecnico e portano con sé un bagaglio di esperienza che è risultato anche vincente in altre piazze, e quindi questo gruppo di lavoro secondo me ha posto delle radici profonde e adesso stiamo aspettando la crescita di questa pianta per vedere fino a che altezza e bellezza può arrivare. È chiaro che non bisogna assolutamente perdere di vista quello che è il momento della stagione, siamo alla seconda giornata, è prematuro come sempre fare ragionamenti troppo netti, però quello che si nota è abbastanza evidente anche dallo stadio, no? Dalla visione live della partita. Possiamo vedere anche le immagini nel frattempo, Alessandro, magari sì. Torniamo alla partita di ieri, 17.000 certo. Spettatori, sono un colpo d'occhio davvero. 17.500, coreografie insomma non da Serie C, tutt'altro. Dicevo Angelo, dalla visione live della partita, cioè dal campo, quello che è proprio balza all'occhio è la compattezza di questa squadra. È una squadra che è corta e che, e questa è una sottolineatura che ho fatto poi in conferenza stampa a fine partita con Toscano, è una squadra che con tutti gli effettivi partecipa attivamente alle 2 fasi di gioco. Cioè una squadra in perenne movimento, una squadra che va subito a cercare la riconquista palla e che quando ce l'ha trova delle soluzioni in varie zone del campo. Quindi questi sono secondo me i 2 aspetti che vanno in netta controtendenza rispetto alla scorsa stagione e che lasciano ben sperare. Ma se tu guardi ancora nell'azione del gol, Alessandro, sì, che adesso rivedremo anche nel replay certamente, e che poi vedremo ancora meglio stasera in Moviola durante il corner. Ci sono 3 giocatori del Catania, sì, è vero sì. Che in questo momento
non c'è nessuno, ma arrivano a rimocchio altri Sì. due. Quindi voglio dire, ne arrivano altri due oltre a Carpani, che è l'autore poi del gol. Significa che questa squadra accompagna sino alla sua conclusione l'azione, non lascia chi è deputato ad andare al tiro da solo e finisce tutto lì. Oltre a Lunetta, Esatto. che è stato grande protagonista ieri sera perché ha interpretato molto bene il ruolo di centravanti, anche se lui centravanti non è, dobbiamo dire che sulla tre quarti c'è stato grande movimento, ma gli esterni, le corsie laterali, così come i due mediani messi a protezione della difesa, mi riferisco a Sturaro, mi riferisco anche a Di Tacchio, E a Di Tacchio. hanno fatto un grande lavoro di copertura. La difesa quasi mai è andata in sofferenza. In sofferenza. Sì, Angelo, anche perché se no non puoi venire a capo di una pratica così complicata come quella del Benevento. Insomma, stiamo parlando di una squadra che ha speso tantissimo e che per bocca della proprietà, del presidente Vigorito, del direttore sportivo Carli e dell'allenatore Auteri è stata costruita per vincere il campionato. Quindi è un crash test molto importante che il Catania ha superato con tutte queste argomentazioni. Cosa non va? Attualmente, ovviamente sempre riferito al periodo della stagione, l'incapacità di chiudere la partita, perché secondo me il Catania tra il primo tempo e la prima parte della ripresa avrebbe dovuto e potuto chiudere la partita per non restare poi imbottigliata sulla pressione del Benevento fino all'ultima palla del match. E poi chiaramente, ma questo è correlato anche alla impossibilità di chiudere la partita, al fatto che ancora offensivamente c'è un cantiere aperto, i lavori in corso, perché ovviamente Inglese è arrivato a corto di condizione, Montalto ha avuto problemi prima della partita appunto contro il Benevento, Jimenez ha avuto la febbre, D'Andrea è fuori dal ritiro. E quindi ecco lì bisogna ancora non solo rimettere a disposizione di Toscano questi uomini, ma anche incastrarli in questo progetto tattico, perché è chiaro che poi gli automatismi arrivano con un numero insomma medio-alto di partite consecutive per dare la possibilità appunto ai nuovi di integrarsi con i compagni che già sono rodati. Quindi questo secondo me è lo step di crescita che ci dobbiamo aspettare, che ci auguriamo di vedere nelle prossime uscite. Direi di sentire adesso le parole di Davide Guglielmotti, che è stato uno dei protagonisti certamente ieri del Catania. La sua assistenza sulla corsia destra è stata importante e nella fase finché ha avuto fiato sì, è stato veramente irresistibile, non lo fermavano proprio. Sentiamo Guglielmotti. Sono e siamo soddisfatti per la prestazione, soprattutto per il primo tempo. Il secondo tempo è stata un po' più dura, come sicuramente avete visto, e sono le prime partite, ci conosciamo ancora non benissimo, la condizione fisica è ancora un po' non è ancora ottimale, anche perché poi non tutti abbiamo le stesse condizioni fisiche, chi è arrivato prima, chi dopo, quindi anche i lavori non è semplice avvicinarci con le condizioni fisiche tutte uguali. Però devo essere sincero, l'accoglienza dei tifosi è stata pazzesca, incredibile, me ne hanno parlato, ma insomma vederla dal vivo è stata bellissima, e io e i ragazzi siamo molto felici, mancano ancora tante partite, quindi c'è da lavorare, lavoreremo tanto perché si lavora parecchio e niente, adesso con calma ci riposiamo e sono le solite frasi, quindi si pensa poi già alla prossima da domani. Insomma, Guglielmotti mi sembra avere anche l'idea piuttosto chiare, sa già e sanno già evidentemente in Casa Catania anche i giocatori che cosa bisogna fare. Alessandro, su Guglielmotti abbiamo anche una dei grafica. dati molto interessanti, sì, che la grafica ci mostra. Lo abbiamo designato come top del match, anche se non necessariamente sarà il migliore delle pagelle di questa sera a Corner, però guardate un po', è un ragazzo ancora relativamente giovane perché ha appena da poco compiuto 30 anni e soprattutto, oltre al dato del contratto che lo lega al Catania fino al 30 giugno 2027, guardate a destra,
e sono numeri importanti perché 210 presenze in Serie C per un giocatore che non è di ruolo un attaccante, però guardate 19 gol e 16 assist, insomma rappresenta un bottino che ci dà l'idea della qualità che riesce ad abbinare anche a questa corsa così convincente che ieri ha messo in mostra almeno per 55 minuti. Presidia molto bene la fascia di sua competenza. Allora Alessandro, direi che per quanto riguarda il Catania ci potremmo fermare qui per il momento, perché poi stasera Sì, abbiamo tanti spunti. tantissimi spunti a partire dalle 20:45, lo ricordo, la possibilità di approfondire quelli che sono stati i temi della partita, sviscereremo anche il mercato del Catania, parleremo e faremo vedere alcuni episodi da Moviola, sentiremo altre voci, tutto questo a partire dalle 20:45. Ti do appuntamento per quell'ora e do appuntamento a tutti per continuare a parlare di Catania per l'appunto stasera su Corner, su Telecolor. Grazie Alessandro, a più tardi. Noi ci fermiamo, una breve sosta, riprendiamo con il collegamento da Palermo con Marco Gulà, parleremo di questo inizio di campionato della formazione di Dionisi. Una parentesi adesso di Serie B perché parliamo di Palermo che in qualche modo ha tanto rammarico per essersi, diciamo, fermato proprio nella partita giocata all'esordio in casa con il Cosenza dopo la vittoria ottenuta in trasferta sul campo di una squadra piuttosto forte come la Cremonese. Per parlare di Palermo vado da Marco Gullà, vado a Palermo, buon pomeriggio. Adesso un attimo sentiremo anche Marco perché in questo momento non lo sentiamo. Sentite? Ecco sì, adesso ti sentiamo perfettamente. Semplicemente per ribadire il fatto che probabilmente mentre stava per prendere la rincorsa per decollare, il Palermo in qualche modo ha dovuto rallentare, è stato necessario rallentare una partita, quella con il Cosenza, un po' in chiaroscuro per certi aspetti. C'era insomma forse la cenere vulcanica dell'Etna. Facendo una battuta, al di là di questo, doveva essere la partita che poteva permettere alla Palermo intanto di bissare il successo che aveva ottenuto allo Zini contro la Cremonese. Così non è stato, ne è nata una prestazione ad ombre, soprattutto di ombre, più che luci sono ombre, perché comunque la squadra intanto ha subito il gol del Cosenza, ha poi reagito, ma al di là delle occasioni che comunque ha costruito e che soprattutto insomma ha collezionato, non è ancora un Palermo che convince in pieno, è una squadra che ancora non ha insomma un gioco assolutamente lineare, fluido, è una squadra che ha problemi in difesa, che ha probabilmente anche qualche intoppo a centrocampo e poi soprattutto in attacco non riesce a far segnare Brunori che continua insomma questo suo Ramadan di inizio campionato. Quindi è un Palermo che sicuramente ha intanto insomma strappato un punto al Cosenza, diciamo strappato, passami un po' il termine, al di là insomma della prestazione che non è stata, come dicevo poc'anzi, questa è la altisonante. classifica di Serie B, Marco, quella sì, che vediamo, e il Palermo secondo te ha la giusta collocazione in questa classifica? Per quello che abbiamo visto sì, per quello che in queste 4 giornate abbiamo visto insomma in campo ti dico di sì, forse addirittura per come è maturato anche il successo dello Zini a Cremona, forse il Palermo magari avrebbe avuto anche 2 punti in meno perché a Cremona non meritava di vincere, forse meritava di vincere più contro il Cosenza che con la Cremonese. Ma sappiamo che il calcio questo, non è una scienza esatta, Marco, ci sono delle partite magari che giochi benissimo e non vinci, partite che magari non hai dato il meglio di te e alla fine riesci a trovare la zampata, quella decisiva, e portare a casa i 3 punti, no? Assolutamente, ma al di là di questo, al di là dei numeri, al di là delle statistiche, al di là delle occasioni mancate, è comunque una squadra che in questo momento ha rallentato un po', una squadra che non riesce sicuramente a ingranare la marcia. Anche però, al di là di questo, dobbiamo anche dire che siamo soltanto ad inizio campionato, 4 giornate, anche le big della Serie B stanno stentando, vedi il Sassuolo, la Cremonese ha vinto in maniera abbastanza roboante proprio sul campo del Sassuolo, ma ha perso con
il Palermo anche inizio torneo non aveva fatto benissimo, il Bari, tutte squadre, anche la stessa Salernitana, insomma tutte squadre che in questo momento stanno riscontrando delle difficoltà, quindi insomma al Palermo possiamo sicuramente in questo momento dire che è rimandato ma non bocciato, anche perché il campionato è lunghissimo, c'è una sosta ancora in cui Dionisi può lavorare, la sosta del campionato in cui Dionisi può lavorare e può amalgamare meglio il gruppo e soprattutto iniziare a conoscere meglio i volti nuovi. Parlo di Apua, parlo dello stesso Verre che ha giocato soltanto uno scampolo di gara contro la Cremonese e ha fatto molto bene, parlo del francese, l'attaccante che il Palermo ha pagato per ben 5 milioni di euro dal Brest, si chiama Dele Duaron e ne parla un gran bene, tra l'altro insomma con il Brest ha raggiunto anche la qualificazione alla Champions League, però non ha giocato nemmeno un secondo neanche contro il Cosenza, quindi sono tutti volti nuovi che ovviamente Dionisi tiene in considerazione, che a partire dalla prossima gara di campionato, quella del 14 settembre contro la Juve Stabia fuori casa, sicuramente vedremo. Direi di sentire le parole di Mariano, che è l'uomo, diciamo, che ha salvato il Palermo dalla sconfitta. Lui è stato un fulmine, no? Ha trovato subito la palla giusta per mettere in rete, anche se dobbiamo dire, per le immagini che abbiamo poi visto della partita, pur non meritando la vittoria con ogni probabilità, il Palermo, per quello che si era visto per tutto l'arco della partita, nel finale ha avuto delle grossissime occasioni, a parte il gol annullato, ha avuto una palla gol con Insigne che insomma in questo momento forse dovrebbe fare un po' più di attenzione nel momento di puntare la porta. Comunque sentiamo Di Mariano, che è stato l'uomo della provvidenza, diciamo così. Queste partite di solito puoi rischiare di perderle, ma l'importante è che comunque questo non è successo. L'atteggiamento è rimasto quello giusto, adesso cerchiamo di recuperare queste 2 settimane, di lavorare bene, anche con i nuovi arrivati, di farli integrare al meglio e ci prepariamo alla prossima. Insomma, un blicchettino davvero quello di Di Mariano, però per Dionisi secondo me è stato importante il suo ingresso e il suo gol soprattutto. Di Mariano è cambiato, una nuova vita, pensa che prima della fine del mercato era ad un passo dalla cessione, su di lui c'era Modena, Catanzaro, è rimasto a Palermo, addirittura ha rinnovato il contratto fino al 2026 e adesso con Dionisi gioca in una posizione più avanzata, più da Di Mariano diciamo, invece Corini lo faceva giocare molto più arretrato e ciò non rispecchiava le sue qualità. Ecco perché Di Mariano ha segnato il primo gol in questo campionato, ecco perché Di Mariano adesso graffia sicuramente di più rispetto alla stagione scorsa. Invece ti voglio dire una cosa su Insigne, poc'anzi tu dicevi deve vedere meglio la porta, il giocatore è quello, Angelo, se avesse segnato 20 gol la stagione, 30 assist, non sarebbe sicuramente in Serie B, fa degli errori, ha segnato comunque un gol importante con la Cremonese, ha anche fatto l'assist a Di Mariano per il gol dell'1-1, quindi diciamo che proprio Insigne in questo momento non è certamente il male di questa squadra, se c'è un male. Il Palermo ha sicuramente ancora da lavorare, da crescere, da migliorare e soprattutto deve maturare anche a livello tecnico e psicologico, perché questa squadra deve avere comunque la consapevolezza di voler puntare in grande. Un minuto ancora prima di andare a Messina da Sergio Colosi con te. Prima dicevi tu, poi lo ha ribadito anche Di Mariano, sono 2 settimane per preparare al meglio il prossimo impegno, per poter fare sì che gli ultimi arrivati in qualche modo possano conoscere anche il resto del gruppo. Pensi che in questi giorni, in queste 2 settimane, Dionisi possa mettere mano anche a qualche cosa di diverso da un punto di vista tattico? Ti chiedo. No, modulo no, non lo cambia, è totalmente proiettato verso questo 4-3-3, il suo modulo di nascita, e quindi sicuramente non cambierà assolutamente il suo modulo. Per lo più potrebbe invece cambiare gli esterni sono sicuramente i giocatori che devono dare quella propensione offensiva in più alla squadra, e ti dico che secondo me proprio a partire dalla gara contro la Juve Stabia potrebbe proprio scattare la titolarità per Di Mariano assieme a Brunori e poi Di Francesco. Attenzione anche agli ultimi arrivati, dicevo poc'anzi, Apua non l'abbiamo ancora visto in campo, è stato infortunato anche per il match contro il Cosenza, quindi è possibile che possa essere convocato e quindi magari giocare uno scampolo di gara. E poi Leduaron, che ricordiamo non ha giocato nemmeno un secondo, domani verrà presentato alla stampa e scopriremo quali sono un po' anche le sue qualità tecniche, ma soprattutto i suoi pensieri, le sue riflessioni
impressioni questi primi giorni da rosanero. E noi lo faremo insieme a te nei nostri telegiornali, chiaramente ci farai conoscere il nuovo attaccante del Palermo. Grazie, buon lavoro a Marco Gula, e adesso invece andiamo a Messina, diciamo, salutiamo Palermo, andiamo a Messina per la Serie C, apriamo un'altra finestra sul campionato di Lega Pro. C'è collegato già, lo vedo, Sergio Colosi, fra poco attiveremo anche il collegamento con Franco Cammarasana a Trapani. Prego la regia magari di approntarlo, perché da lì ci aspettiamo delle notizie importanti, ma chiaramente in tema di allenatore. Sergio, vengo da te per farci capire che cosa sta succedendo nel Messina. Una partenza tutto sommato di carattere nella prima gara, poi però era immaginabile, perché il Cerignola è una delle squadre più in condizione del momento, c'è stata questa caduta in terra di Puglia. Buon pomeriggio Angelo, sì, e va fatto anche un primissimo bilancio parziale, insomma, delle prime 2 giornate per quello che può valere. Messina, che ha raccolto un punto, probabilmente ha espresso più gioco rispetto a quanto ottenuto soprattutto nella prima gara, però alla fine ci sono gravi errori individuali in queste 2 partite, al di là della forza del Cerignola, meno certamente del Potenza, per esempio una squadra più importante rispetto al Messina, perché gli investimenti sono maggiori, perché ha giocatori più strutturati nella categoria, mentre il Messina si ritrova con questa linea verde in maniera anche eccessiva, che causa anche degli errori macroscopici evidenti, come è stato in difesa, come è stato causato dai 2 portieri che si sono alternati nelle 2 gare. A ciò si aggiunge anche che nel centrocampo sono variati diversi elementi, ci sono dei giovani, non c'è più Domenico Franco che era un punto di riferimento di questa squadra, è arrivato Petrucci che comunque potrebbe esordire poi nella prossima gara, ma poi c'è l'altro grande tema, che è l'attacco che l'anno scorso ha vissuto su Emmaus, che già in questo campionato ha fatto 3 gol, credo che sia il capocannoniere del girone già, con Zuno, con altri elementi, con Ragusa stesso che era il capitano, che dava forza a questo spogliatoio, che oggi invece può contare soltanto 4 giocatori over 30, giusto per darvi la dimensione di quello che è il Messina, che in questo momento in attacco è affidato soltanto a dei ragazzi. In questo senso da ieri si allenano con il club giallorosso 2 attaccanti che potrebbero essere funzionali all'idea di gioco di Giacomo Modica, ma bisogna verificarne prima di tutto la condizione fisica, perché un altro grande problema è che il mercato è finito domenica, anzi venerdì scorso, scusatemi, è durato tantissimo. E poi alla fine ci si ritrova a dover pensare agli svincolati, ma questo è un paradosso, un po' come il paradosso tutta la gestione di questi 8 anni di shock. Il Messina ha in prova 2 elementi, uno è Bradley Van Hoven, che è un attaccante esterno olandese di 24 anni che ha giocato soltanto nella Serie B olandese, nel Go Ahead, nell'Almere City, e l'altro è Stefano Beltrame di 31 anni, un jolly d'attacco che era cresciuto nella Juve, poi ha fatto una 50ina di partite tra Bari, Modena e Pro Vercelli, prima di trasferirsi all'estero al CSK Sofia e al Marittimo in Portogallo, però l'anno scorso ha vinto il campionato in Indonesia e certamente non è il campionato italiano, seppur di terza serie. Comunque va detto che questi 2 giocatori saranno valutati da Modica. Questa è un po' la situazione, certamente non incoraggiante, ma è reale, realistica per quelle che sono stati gli investimenti di Sciotto. Sergio, fra poco vorrei salutare, intanto do il benvenuto anche a Franco Cammarasana, che prima ho intravisto in bassa frequenza. Buon pomeriggio Franco, fra poco vengo da te per parlare di quanto sta accadendo a Trapani. Dicevo prima, adesso c'è un altro impegno per il Messina che chiaramente ci farà ulteriormente comprendere in che direzione andrà questa squadra, che tipo di campionato ci si deve aspettare.
Sì, sabato c'è questa partita con il Taranto alle 20:45 al Franco Scoglio, tra l'altro potrebbe rientrare, riteniamo sicuramente, Manetta, che ha scontato la giornata di squalifica ed è uno dei pochi capisaldi di questa formazione, per cui giocherà sicuramente, però al di là di questi aspetti è presto parlare di gara spartiacque, di gara importante, tutto quello che vogliamo, dare queste definizioni dopo appena 2 partite e questa è la terza, però certamente è una gara molto importante per il Messina. La mia personale convinzione è che in questo campionato di Serie C ci sono 3 formazioni che hanno avuto dei grossi problemi societari, parliamo del Messina, parliamo del Taranto, parliamo della Turris, per cui sono un po' più attardate rispetto a tutte le altre, ma questa è una mia convinzione personale, per cui ritengo che la sfida di sabato mette 2 di queste 3 formazioni a giocare contro, perché sono al momento le formazioni che presentano maggiori criticità nella loro struttura, per cui ecco, diventa una partita importante. Messina che cercherà la vittoria, ma non sarà per nulla facile, perché comunque è una squadra che non è paragonabile a quella dell'anno scorso, né ci possono dire che gli investimenti sono quelli dell'anno scorso, perché allora dove sono i soldi investiti per Emmausso, che è stato dato via per 40.000 euro perché era ancora sotto contratto col Messina, Ragusa e tanti altri elementi che non ci sono più. Grazie, allora grazie a Sergio Golosi, buon lavoro, ci Grazie racconterai la settimana del Messina nei telegiornali. Adesso andiamo a Trapani, abbiamo già visto Franco Cammarasana. Franco, allora ci raccontavi nel telegiornale di pranzo che di fatto è saltata questa possibile intesa con Oddo. La direzione che si sta adesso seguendo qual è? Esatto, sì, ieri sera sembrava tutto definito, il tecnico ex Pescara, ex Crotone, doveva essere a Trapani stamattina per allenare oggi pomeriggio la squadra e fare conoscenza con i giocatori. Sui dettagli evidentemente stamattina le 2 società e tecnico non si sono ritrovate d'accordo, per cui questa trattativa è saltata, per cui oggi pomeriggio ad allenare la squadra sarà ancora Salvatore Aronica, che poi è il responsabile del settore giovanile e allenatore della Primavera Granata, in attesa di un nuovo tecnico. I nomi adesso sono diversi chiaramente e bisognerà fare in fretta, perché ricordiamo che il Trapani giocherà in anticipo sabato sera a Crotone, non è affatto un impegno molto facile. Sembra nelle ultime ore, ripeto, si tratta di notizia di pochi minuti fa, da confermare chiaramente che il Trapani sia tornato all'assalto di Attilio Tesser, il tecnico che era stato già contattato e che aveva si era tenuto sulle sue, in attesa magari di avere delle possibilità in Serie B, scusate, tecnico che è legato comunque ancora alla Triestina, ma questo per il presidente Antonini non sarebbe il problema principale, perché questi contratti, come ben sai, si possono benissimo sciogliere. Vedremo nel pomeriggio se ci saranno sviluppi o se il presidente vorrà con calma esaminare altri profili. Sicuramente il Trapani ha bisogno di un tecnico. C'è un problema, probabilmente un collegamento, una connessione con Franco Cammarasana da Trapani, proviamo a ricollegarlo. Sappiamo che la trattativa con Oddo è dunque sfumata sui dettagli, su quelle che erano, diciamo, le postille, mettiamola così, di questo contratto, e adesso, come ci raccontava il nostro Franco Cammarasana, si sta puntando su una nuova figura di allenatore, che potrebbe essere quella di Tesser, che ambisce però, per quello che si capisce in questo momento, ad una possibile subentro nel campionato di Serie B. Se non riusciamo ad avere il collegamento con Franco Cammarasana, ci potremmo anche fermare qui, almeno per oggi. Certamente gli aggiornamenti sulla situazione a Trapani nel corso dei prossimi telegiornali, e seguiremo con attenzione quanto sta avvenendo. Vi ricordo l'appuntamento
l'appuntamento di questa sera, quello delle 20:45 con Corner su Telecolor, poi a seguire subito dopo Corner la differita integrale del match di ieri sera tra il Catania e il Benevento al Massimino, e dunque la possibilità di rivedere la prestazione della formazione di Mimmo Toscano. Ricordo che questa trasmissione, così come tutte le altre trasmissioni sportive, le potete seguire in streaming sulla siciliaweb.it. Ci fermiamo qui almeno per quest'oggi. Grazie ancora per l'attenzione, a tutti voi l'augurio di una buona giornata.